Un incontro si è svolto ieri tra i parlamentari agrigentini Di Mauro, Gallo e Pisano con alcuni sindaci per utilizzare i finanziamenti dei CIS, contratti nazionali di sviluppo per il nostro territorio. Lettera aperta di Mare Amico è un video indirizzato al presidente Mattarella, al capo del governo Meloni, per denunciare l'atteggiamento dell'esercito sulle esercitazioni militari a Punta Bianca. Gioco a nascondino, afferma l'associazione ambientalista. Grande successo per la presenza dell'architetto di fama internazionale Massimiliano Fuksas, presente ieri ad Agrigento per i 100 anni della fondazione dell'ordine. Al via ieri il focus dedicato al cancro della mammella, allo stato dell'arte nel 2023, direttore scientifico Antonio Savarino. Programmate le iniziative sull'anniversario del premio Nobel a Luigi Pirandello. Intanto a Palermo al via il 60° convegno organizzato dal Centro Internazionale Studi Pirandelliani. Una panoramica sportiva di calcio sulle partite di domani. Il Pro Favara incontra il Casseddalcio in trasferta. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Un incontro si è svolto ieri tra i parlamentari agrigentini Di Mauro, Gallo e Pisano con alcuni sindaci della provincia di Agrigento, tra cui quello di Palma di Montechiaro Castellino, di Porto Empedocle Martello, di Agrigento Miccichè, di Licata Balsamo, di Cammarata Mangiapane, relativamente all'accesso agli investimenti previsti nel programma CIS, contratti istituzionali di sviluppo, che sono accordi tra i ministri, regioni, ANAS e reti ferroviarie per la realizzazione di grandi infrastrutture nel nostro territorio. Noi abbiamo seguito l'evento. Un incontro importante oggi con i sindaci e la deputazione anche nazionale per discutere dei CIS. Ecco, in particolare quali saranno i benefici per il nostro territorio, onorevole? È un'iniziativa, siamo appena all'origine, proprio quando dico iniziativa nel senso che stiamo cominciando a lanciare i primi passi di un percorso che altro non è che mettere assieme una serie di comuni che hanno interessi comuni, che hanno una prospettiva di sviluppo comune, che hanno un'allocazione del territorio simile e che hanno un interesse a ragionare in maniera comune per portare a valore un territorio importante e significativo come possono essere le città di Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro, Licata, Aragona, Casteltermine, Cammarata e San Giovanni. Quindi una sorta di progetto di sviluppo mare montagna che serve a dare un'idea complessiva di un'opportunità che questo territorio ha e che serve ovviamente per crescere il settore turistico, il settore alberghiero, il settore ambientale, il settore della valorizzazione del nostro territorio. Vorremmo determinare maggiori entrate nel nostro territorio a beneficio delle piccole e medie imprese che insistono su questa porzione di territorio. Si prevedono qualche opera a livello infrastrutturale? Non so. Stiamo cominciando a ragionare per vedere quali sono gli elementi da mettere assieme, di cominciare a ragionare in maniera comune per raggiungere l'obiettivo che possa essere credibile nei confronti del governo nazionale. Il governo nazionale, la persona del Presidente del Consiglio, di Fitto e del Ministro dell'Infrastruttura sono i soggetti che alla fine dovranno esprimere unitamente al Ministro dell'Economia una approvazione del progetto e quindi una relativa copertura finanziaria. Un incontro importante oggi per lo sviluppo del nostro territorio, si è parlato con alcuni sindaci di questi CIS. Di cosa si tratta? Allora, il CIS diciamo che è un'associazione tra vari comuni della provincia di Agrigento che intendono mettersi assieme e presentare una serie di progettazione comune all'interno del Ministero delle Politiche del Sud e dei fondi di coesione. Naturalmente è uno strumento importante, innovativo, che viene messo a disposizione dei territori come i nostri, che hanno bisogno naturalmente di infrastrutture, ma non solo, anche di crescita territoriale nell'ambito sia turistico che anche agricolo. Abbiamo parlato anche
di una serie di progetti di portare avanti sull'agricoltura, come dicevo, sulla montagna, a partire da Cammarata, arriviamo fino a Licata, toccando Agrigento e altri paesi dell'entroterra agrigentino. Diciamo che è una parte ancora embrionale, ma piano piano si sta andando avanti per una direzione importante. Quindi in collaborazione con l'ANAS e le Ferrovie dello Stato pure, no? Soprattutto in collaborazione col Ministero, come dicevo poco fa, del Sud, delle politiche del Sud. Poi naturalmente verranno coinvolti tutti gli attori che fanno parte del nostro territorio, come l'ANAS, le ferrovie, le sovrintendenze, naturalmente tutto quello che riguarda sia la regione, tutto quello che riguarda i vari attori che sono presenti sul territorio, pubblici e privati. Sull'aeroporto novità? No, l'aeroporto sta andando avanti la trascrizione, la provincia tutti stanno andando avanti con le progressioni, noi abbiamo una scadenza importante che è marzo, entro fine marzo dobbiamo presentare questo progetto sia alla regione che al Ministero dei Trasporti, e di là naturalmente inizia un'altra fase e piano piano stiamo andando avanti. Anche Palma di Montechiaro è coinvolta in questa progettazione dei CIS, in che modo? Oggi è l'ennesimo confronto proficuo attraverso la voglia di progettare dal basso per portare all'attenzione del governo regionale e del governo nazionale le esigenze e le istanze dei nostri territori. La riunione di oggi aveva un sapore ancora più bello perché al tavolo, oltre ai sindaci, vi era una grande rappresentanza della nostra deputazione regionale e nazionale. Per la deputazione nazionale era presente l'onorevole Pisano, per la deputazione regionale era presente l'onorevole Riccardo Gallo e l'onorevole assessore Roberto Di Mauro, che ringraziamo per aver dato il via a questa importantissima iniziativa che vede sindaci, governo regionale e governo nazionale coinvolti per la realizzazione finalmente di progetti che non riguardano il singolo comune ma la coralità del territorio, per essere tutti insieme sistema concorrenziale nel mercato e per migliorare la qualità della vita dei nostri territori. Siamo felici di poter dare, ognuno per il ruolo che ricopre, la propria parte in questo nuovo cammino di sviluppo. Mariamico ha inviato una lettera aperta e un video al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Difesa, al Presidente della Regione Sicilia, all'assessore all'ambiente della Regione, al prefetto di Agrigento e al procuratore capo della Repubblica, con la quale ha denunciato l'atteggiamento vile dell'esercito italiano che gioca a nascondino con gli agrigentini, disertando le esercitazioni militari a Dresi quando i cittadini e le associazioni ambientaliste realizzano i sit-in di protesta come se volessero evitare un confronto o l'inevitabile riverbero mediatico. Il servizio. Una lettera aperta è stata inviata da Mariamico e un video al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Difesa, al Presidente della Regione Sicilia, all'assessore ambiente della Regione Sicilia, al prefetto di Agrigento, al procuratore capo della Repubblica di Agrigento. Mariamico ha denunciato l'atteggiamento vile dell'esercito italiano che gioca a nascondino con gli agrigentini, disertando le esercitazioni militari a Drasi quando i cittadini e le associazioni ambientaliste realizzano dei sit-in di protesta come se volessero evitare un confronto o l'inevitabile riverbero mediatico. Oltre alla lettera aperta, continua Mariamico, abbiamo inviato alle autorità anche l'ultima delle decine di interrogazioni parlamentari che negli anni sono state presentate al governo nazionale e al governo siciliano. Quest'ultima interrogazione è molto importante, non solo perché chiede per quale ragione continuino ancora le esercitazioni militari in una zona incantevole che è confinante con l'istituenda riserva naturale di Punta Bianca, ma anche perché il primo firmatario è l'attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, ex ministro dell'Ambiente ed ex generale dei Carabinieri, l'onorevole Sergio Costa. Sembra che l'esercito eviti il problema per non affrontarlo. Sposta di qualche ora le esercitazioni programmate lo scorso 13 novembre, giorno in cui i cittadini avevano organizzato una legittima e civile manifestazione di protesta autorizzata e programmata. Agli occhi della cittadinanza è come se lo Stato preferisca giocare a nascondino. È la terza volta che gli abitanti danno vita a un sit-in per contestare le esercitazioni e i militari non si presentano, quasi a voler evitare un confronto o l'inevitabile riverbero mediatico. Al poligono di tiro di Drasi, confinante con la riserva di Punta Bianca d'Agrigento, si spara da 65 lunghi anni.
Unica vittoria, la sospensione delle esercitazioni durata 600 giorni grazie ad un'inchiesta della Procura di Agrigento che ha riscontrato un elevato inquinamento da metalli pesanti. Oggi, senza nessuna bonifica dei luoghi e senza che nulla sia cambiato, riprendono le esercitazioni militari, mentre le istituzioni continuano a cercare e non trovare un sito alternativo. Pare che l'esercito si nasconda, che non voglia affrontare una popolazione che protesta civilmente. Ma l'esercito non rappresenta lo Stato. Perché ti nascondi, Stato? Ha forse vergogna delle proprie azioni? Ed in effetti le esercitazioni militari in un luogo incantevole come Punta Bianca sono una vera e propria oscenità dal punto di vista ambientale e naturalistico. Quanto dovrà durare ancora questa vergognosa barzelletta? I cittadini sono stanchi e questo, crediamo, lo abbia capito anche l'esercito, tanto da nascondersi. Massimiliano Fuksas, un grande successo la Lectio Magistralis al Museo Grifo. Per il Presidente dell'Ordine chiudiamo in bellezza il ciclo di eventi organizzato per il centenario della Fondazione degli Ordini, ospitando uno dei più grandi interpreti dell'architettura contemporanea nel mondo. Noi eravamo sul posto. Presidente, in occasione dei 100 anni, oggi una personalità del mondo dell'architettura, Fuksas. Sì, direi che chiudiamo in bellezza gli eventi del centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti Italiani, ospitando uno dei più grandi interpreti dell'architettura contemporanea internazionale, Massimiliano Fuksas. Lo conosciamo bene per le tante opere di architettura progettate e realizzate nel mondo. Ricordiamo la Nuvola di Roma, ricordiamo la Fiera di Milano, l'aeroporto cinese di Shenzhen e tante altre opere che tengono alto il valore dell'architettura italiana nel mondo. Oggi il nostro celebre ospite ci regala una Lectio Magistralis su aspetti innovativi dell'architettura. In particolare parlerà della Zero Gravity, è un principio che, puntando sull'espansione delle città, delle grandi metropoli in altezza, costituisce un elemento innovativo per le grandi città metropolitane. È un principio già in parte sperimentato dallo stesso studio Fuksas a The Line, dove sta crescendo, sta in fase di costruzione una avveniristica metropoli che ospiterà, in Arabia Saudita, ospiterà niente meno che 9 milioni di abitanti. Poi l'evento di oggi ci sta dando anche l'opportunità di approfondire un tema a noi caro, quello di costituire, in occasione di Agrigento Capitale per la Cultura 2025, costituire questa biennale di arte e architettura contemporanea nella Valle dei Templi, che coinvolgerebbe artisti e architetti di caratura internazionale, rilanciando così la città dei Templi quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Giuseppe Falsea, oggi ad Agrigento, in questo evento che vede un grande dell'architettura nazionale e non solo, Fuksas, in occasione dei 100 anni di fondazione dell'Ordine. Sì, innanzitutto vengo ad Agrigento perché mi piace venire ad Agrigento. Sono invitato spesso da questo ordine degli architetti con il quale ho un rapporto storico, decennale e non potevo mancare certamente in un'occasione così importante. Fuksas è uno dei più grandi esempi di architetti contemporanei in questo momento nel mondo e riesce a riqualificare qualunque ambito in cui viene richiesta la sua prestazione intellettuale, e per questo averlo qui da noi in Sicilia è un'occasione straordinaria per una contaminazione che serve sempre negli ambiti culturali e ancora di più nell'architettura, che è un bene culturale ma è anche bene sociale, per cui sono veramente contento di poter essere qui oggi. Professore Tuzzolino, oggi un evento importante ad Agrigento con uno dei leader luminari nazionali e internazionali che è Fuksas, dove
interverrà con una lezione magistralis sul Zero Gravity. Cosa vuol dire? Credo che sia una giornata importante anche questa, che aggiunge ulteriori visite qui alla Valle dei Templi, alla città di Agrigento, di architetti che hanno una loro significatività nel panorama nazionale e internazionale e che si occupano soprattutto di architettura contemporanea. Agrigento è un sito importantissimo, prima per quanto riguarda l'architettura che noi conosciamo tramite i reperti archeologici, poi per quanto riguarda l'architettura del ventennio fascista, che ha determinato ad Agrigento delle splendide opere che segnano, diciamo, la fisionomia della città contemporanea. E poi in realtà manca questa interpretazione contemporanea dell'architettura, che credo sia importantissima per noi, quindi la testimonianza di queste figure che sono state chiamate dall'Ordine degli Architetti a fare le loro relazioni, a prendere coscienza della nostra città, credo che sia molto importante perché aggiunge delle sollecitazioni diverse, nuove, a quella che è la storia di Agrigento, a quella che è la nostra vocazione all'architettura. E credo che siano delle sollecitazioni molto importanti che non riguardano solo in maniera superficiale il nostro presente, la nostra contemporaneità, ma che possano mettere in moto, possano rivalorizzare il patrimonio di principi, di significati, di valori che già la nostra città possiede. Quindi è credo un valore in più rimettere l'architettura contemporanea nel gioco della valorizzazione dei beni culturali della nostra città, dell'archeologia, del nostro patrimonio architettonico. Sindaco, oggi una personalità importante ad Agrigento è il grande Fuksas. Sì, oggi viene qui l'architetto Fuksas a tenere una lezione magistrale. Penso che per me è un onore e lusingato aprire i lavori, dare il mio saluto istituzionale, ma anche perché spero che lui possa dare un contributo fattivo alla nostra Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ringrazio l'Ordine degli Architetti, nella figura anche dell'architetto Rino Lamendola, perché è un'iniziativa qui ad Agrigento penso che sia lodevole. Grazie. Zero Gravity oggi ad Agrigento in questa lezione magistralis in occasione dei 100 anni dell'Ordine. Quale sarà il suo intervento anche in vista di Agrigento capitale della cultura e il suo contributo per il nostro territorio? Guardi, il contributo ve lo siete dato già da soli, perché avete uno dei musei più belli al mondo e avete uno dei complessi museali straordinari, compresi i templi. Perciò non c'è da dire altro, qui è semplicemente non è un onore vostro ma un onore mio, per essere invitato vicino alla grande architettura, alla grande storia, alla grande scultura, alle grandi opere che sono raccolte qui è un fatto straordinario. Lei ha parlato recentemente della Sicilia come di una terra in cui c'è un caos sublime. In qualche modo Agrigento rappresenta questa figura perché abbiamo una Valle dei Templi che è un patrimonio architettonico e anche ambientale di primissimo piano, però anche Agrigento è una città che ha moltissimi problemi strutturali. Guardi, a me non me ne importa nulla dei vostri problemi strutturali, mi importa soltanto che la Sicilia ha un patrimonio incredibile. Voi avete un patrimonio incredibile che non è soltanto di cose, ma anche di persone, di esseri umani, perché sa l'architettura, la città, da una parte la fa l'architettura, le fanno le pietre, ma la parte principale le fa l'essere umano. La qualità dell'essere umano siciliano, diciamo, la qualità della cultura che avete espresso e state continuando a esprimere, anche se non lo volete fare, lo fate naturalmente, è incredibile, veramente è la più forte che c'è in Italia. Guardi, io pensavo... A me Agrigento mi fa pensare al Caos Sublime, che è un libro che ho scritto qualche anno fa, perché è un caos in quanto ho abitato nel museo più bello, a cielo aperto, che era un albergo, ci ho abitato 42 anni fa, sono venuto qui con la mia figlia piccola che aveva un anno insieme a Doriana e siamo stati lì. Che era il più bello abusivismo del mondo, cioè scendere da questo albergo e camminare nella Valle dei Templi era una delle sensazioni che non dimenticherò mai, quasi a mezzo secolo di distanza. Cioè da lì ho capito che
c'è il caos, ma c'è anche il caos sublime, e il sublime è l'arte della poesia, e in Sicilia l'arte, e Agrigento in particolare. Oggi una giornata importante per l'Ordine degli Architetti, compie 100 anni alla presenza anche di un grande architetto, Fuksas. E questo è uno stimolo per la Sicilia alla creatività. La Sicilia è una terra che coltiva numerosi e bravi architetti, e far venire Fuksas non può che esaltare questo clima siciliano di sperimentazione e di tensione. Diciamo che se abbiamo Fuksas qui oggi lo abbiamo perché c'è stata la sua intercessione. Ha avuto un ruolo fondamentale nella... Lei ha avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda questa Lectio Magistralis di Fuksas qui ad Agrigento? No, assolutamente. Quando ho detto all'architetto Fuksas se voleva venire in Sicilia, ha detto subito di sì, perché la Sicilia è una terra piena di sorprese, straordinaria dal punto di vista architettonico, quindi è stato molto facile farlo venire qui. Grazie. Presentata ieri la campagna di sicurezza per gli anziani curata dall'associazione Pensionati della Confartigianato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, presente il capitano Anna Maria Putorti dei Carabinieri. Più sicuri insieme, al via la campagna di sicurezza per gli anziani curata dall'Associazione Anziani e Pensionati della Confartigianato di Agrigento, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, la Polizia di Stato e i Carabinieri. La presentazione è avvenuta ieri, con un incontro con il comandante del capitano dei Carabinieri Anna Maria Putorti, che è anche testimonial di un video promozionale in materia di sicurezza. Però abbiamo la nostra sezione persone, non siamo solo dedicati alle imprese ma anche alle persone. Ed in provincia di Agrigento abbiamo una numerosa associazione che rappresenta i pensionati artigiani e non solo, e sono un numero di 1200 nostri iscritti. Per cui facciamo sempre questo tipo di incontri e ci sembrava giusto fare anche uno per quanto riguarda la prevenzione, perché la sicurezza è anche un fatto di prevenzione. Il rappresentante della prefettura di Agrigento, il dottor Gaetano Micichè, che penso porti il saluto del signor prefetto. Allora, intanto buonasera a tutti, io sono Gaetano Miccichè, come ha detto il dottore vi porta i saluti di Sua Eccellenza Filippo Romano, saluto le autorità militari, saluto i presenti e ringrazio gli organizzatori per la ben garbata accoglienza. Allora, il tema di oggi è importantissimo perché involge una categoria, gli over 65, gli anziani, particolarmente vulnerabile sotto determinati profili. Ecco, il tema delle truffe, tra l'altro. Al capitano dei Carabinieri, che è un onore avere qui oggi, perché è la prima comandante donna della compagnia Carabinieri di Agrigento della storia, quindi ad Agrigento, e quindi siamo veramente onorati di averla. È capitato, io penso che quello che ho detto prima ci fa capire, non è perché io sono meno bravo di un altro ci sono cascato, purtroppo sono loro così bravi che riescono nel loro obiettivo con tutti, con la gente di qualsiasi età. Quindi la parte della vittimizzazione secondaria, come ha detto giustamente lui, purtroppo è una cosa che c'è, però dobbiamo anche farci forti di questa esperienza per evitare di cadere in altri tranelli e per fare rete, raccontare la nostra esperienza in modo che anche le altre persone non ci caschino. E in questo riprendo il titolo della campagna, che è Più sicuri insieme, ci aiuta appunto a contrastare questo fenomeno. Chiedendo un prestito di circa 20.000 euro da pagarsi in 5-6 anni, e aveva ricevuto la conferma che questo prestito sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente con un interesse dell'1%. Quando mi disse questo, ci si sente, non è assolutamente possibile che se una finanziaria ti possa concedere questo prestito di 20.000 euro pagabili in 5-10 anni, non ricordo, con un interesse dell'1%. Lui non ci ha creduto, vabbè, ma io continuo, vediamo che cosa mi dicono. Ha continuato e poi mi sono informato come era finita. Era finita che questa finanziaria le aveva chiesto per effettuare questo prestito un importo di 300 euro per poter concludere l'affare. Ecco dove era la truffa. Per fortuna mi ha ascoltato. Ora non so se ci sono altre cose che qualcuno magari ha saputo o ha appreso,
perché veramente sono talmente bravi questi signori che riescono a truffare decine e decine di persone. Se non ricordo male, il comandante generale dei Carabinieri 15 giorni fa gli hanno tentato una truffa e lui chiaramente non c'è cascato. Vorrei chiamare il Presidente, volevamo ringraziare il Capitano per questa conferenza con non con la solita targa, le solite cose che vengono date, ma noi siamo artigiani, quindi abbiamo chiesto a un nostro artigiano di costruire qualcosa a ricordo di questa, particolare a ricordo di questo incontro, e adesso il nostro Presidente... Io? Sì, è un oggetto in ceramica, una statuetta in ceramica. Bene, grazie. Grazie soprattutto alle persone che ci hanno seguito da casa, che ci stanno seguendo. Davvero grazie. Grazie, grazie di tutto. Buona serata, grazie. Ora? Mi rompe. No, è bellissimo. Grazie. 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 Capitano Donna. Bellissimo. Bellissimo, davvero. È unica, è realizzata. Focus sul carcinoma alla mammella allo stato dell'arte nel 2023 è stato questo il tema di un convegno medico che si è svolto nella giornata di ieri e oggi stamattina, curato dal professor Antonio Savarino, responsabile scientifico del Focus e direttore dell'unità operativa complessa dell'ospedale San Giovanni di Dio. Le interviste. Focus sul carcinoma alla mammella, oggi qui in questo interessante approfondimento, questo convegno medico. Sì, è un appuntamento annuale che noi facciamo sempre alla fine dell'anno per portare quelle che sono le novità nella gestione di questo tipo di tumore a grande impatto sociosanitario, sia nell'ambito della diagnosi ma anche nell'ambito delle terapie. Il tumore alla mammella è un tumore estremamente frequente, è il primo tumore della donna, è un tumore che ha un'incidenza in Italia di quasi 56.000 nuovi casi all'anno, è un tumore che nella nostra provincia ha un'incidenza di circa 300 casi all'anno. È una malattia legata a diversi fattori, l'età è un fattore di rischio, anche lo stile di vita, un'attività sedentaria, anche un'alimentazione scorretta, il fumo di sigaretta sono fattori predisponenti. E quindi questo convegno vuole essere da un lato uno stimolo per i partecipanti a promuovere la prevenzione sia primaria che secondaria, ma vuole anche fare il punto nelle 4 sessioni, 2 del primo giorno e 2 della seconda giornata, su quelle che sono le tecnologie che ci consentono di fare un identikit del tumore, di conoscerlo meglio per cercare di gestirlo meglio da un punto di vista terapeutico, su quelle che sono le novità nell'ambito della chirurgia, sempre meno aggressiva e quindi sempre più efficace non solo da un punto di vista della guarigione ma anche da un punto di vista estetico, e su quelle che sono anche le novità nella chirurgia ricostruttiva, perché lì dove non è possibile salvare la mammella è utile comunque ricostruire alla donna la sua mammella, in considerazione del fatto che la mammella per una donna è donna, essere partner, essere mamma. E poi le novità anche nell'ambito della radioterapia, dove possiamo integrare il trattamento radioterapico per ottenere i migliori risultati insieme agli altri trattamenti. Domani ci saranno altre 2 sessioni. Una sessione farà il punto su quanto importante sia l'interdisciplinarietà, cioè noi dobbiamo coinvolgere il medico di medicina generale, il ginecologo, lo psico-oncologo, il cardiologo. Perché? Perché è assolutamente essenziale che queste figure professionali affianchino i medici che fanno parte del core team, in quanto
Dobbiamo parlare della fertilità della donna che si ammala di tumore della mammella e che molto spesso è una donna giovane e che ha anche un desiderio di maternità da soddisfare. Dobbiamo parlare di come possiamo supportarla nel percorso di cura con lo psicologo, ma anche con il cardiologo che insieme all'oncologo, nell'ambito della cardio-oncologia, deve gestire non solo le tossicità per fare in modo che la donna possa fare i giusti trattamenti salvavita, ma anzi prevenire queste tossicità attraverso l'eliminazione di fattori di rischio che la donna prima di iniziare il trattamento può avere. E infine nell'ultima sessione parleremo delle innovazioni nell'ambito della terapia oncologica di tipo medico. Noi oggi abbiamo dei farmaci importantissimi come gli inibitori delle chinasi cicline dipendenti che associate alla ormonoterapia sia nella malattia luminale operabile sia nella malattia luminale metastatica hanno letteralmente cambiato la storia naturale di questo tumore. Abbiamo l'immunoterapia che ci ha dato degli ottimi risultati sia in fase metastatica ma principalmente nella fase neoadiuvante del trattamento nella malattia triplo negativa, consentendoci di far sparire il tumore prima dell'intervento chirurgico e di portare poi all'intervento chirurgico una donna che operata non si trova più il tumore. Abbiamo farmaci importantissimi anche in donne che hanno il tumore ereditario, i cosiddetti PARP inibitori, che possono essere utilizzati sia a scopo precauzionale in queste donne, sia nella malattia in fase avanzata metastatica, rivoluzionando in senso migliorativo la sopravvivenza di queste pazienti. E allora questi 2 giorni spero possano servire a tutti noi medici che ci occupiamo di tumori della mammella di cambiare in meglio la pratica clinica quotidiana a tutto vantaggio per le pazienti della nostra provincia. Nella nostra provincia qual è la situazione? Anche da un punto di vista statistico, così qualche numero? Sì, noi abbiamo nella nostra provincia circa 300 nuovi casi all'anno di tumore della mammella, una mortalità stimata di circa 80 persone all'anno, che è ancora molto alta e che noi potremmo abbattere in maniera significativa lì dove le donne si sottoponessero periodicamente ai controlli e aderissero allo screening, per cui è un invito questo alle nostre donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di presentarsi per fare la mammografia nel momento in cui ricevono la lettera di invito da parte dell'azienda per sottoporsi gratuitamente all'esame mammografico, ma anche alle donne che non hanno ancora raggiunto i 50 anni di fare i controlli periodici, perché il tumore della mammella esiste anche nelle età più giovani e anche nelle età più avanzate, per cui anche se non si è più chiamati perché si ha 70 anni, 80 anni, è giusto fare questi controlli in maniera tale da diagnosticare precocemente il cancro, e di cancro della mammella si può e si deve guarire. Oggi un interessante approfondimento sul carcinoma della mammella e sullo stato dell'arte nel 2023. Siamo qui ad Agrigento per una consensus sul carcinoma della mammella. Il carcinoma della mammella è un tumore che coinvolge nella cura diversi profili professionali. Io sono un chirurgo, tutti i giorni ci confrontiamo con il radiologo, il radioterapista, l'oncologo per fornire le migliori cure alle nostre pazienti. Il percorso inizia auspicandoci tutti una diagnosi precoce, quindi siamo qui a ribadire il ruolo centrale dello screening e la possibilità di curare queste donne in tempi in anticipo rispetto all'evoluzione clinica della malattia. Quindi interviene la chirurgia, una chirurgia sempre più mirata alla conservazione della ghiandola laddove possibile o alla ricostruzione anche in un unico tempo chirurgico, per offrire appunto alla donna la possibilità di uscire dalla sala operatoria col minor trauma possibile. Quindi entrano in gioco le altre figure del radioterapista e dell'oncologo nel coadiuvare il risultato clinico e raggiungere appunto la migliore sopravvivenza libera da malattia. Sono donne che possono avere una lunga aspettativa di vita e che quindi vanno inquadrati in un percorso che dura nel tempo per i controlli e per le terapie indicate. Oggi approfondimento su questo focus carcinoma della mammella, ecco, è importante lavorare in squadra, diceva il dottore Savarino? Assolutamente sì,
Lavorare in squadra è l'unico modo possibile per raggiungere l'obiettivo, che è quello di fare una diagnosi precoce e assicurare dei trattamenti sicuri alle nostre donne per evitare quella migrazione sanitaria che purtroppo troppo spesso ancora oggi avviene. Da un punto di vista nostro della diagnostica senologica ormai siamo in grado di avere tutte le tecnologie più avanzate ed adeguate, con le professionalità giuste per poter assicurare alle nostre pazienti delle diagnosi sempre più sicure, precoci anche di lesioni piccole di 1, 2, 3 mm, e quindi l'invito è veramente alla gente, alle nostre donne di venire a fare prevenzione da noi all'ospedale di Agrigento per riuscire a garantire loro poi dei trattamenti sempre più all'avanguardia facendo diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce e il gioco di squadra sono le due soluzioni al trattamento per il tumore della mammella. La linea alla regia per la pubblicità. Sospeso il conferimento degli ingombranti nell'isola ecologica mobile. Da lunedì 4 dicembre non sarà più possibile conferire gli ingombranti nell'isola ecologica mobile. I cittadini censiti devono smaltire rifiuti ingombranti, potranno contattare la ditta SEAP al numero di telefono 44 14 91. Gli stessi ingombranti verranno prelevati dalla stessa ditta direttamente presso il proprio domicilio. Sentiamo ora quali iniziative organizzerà il Parco Pirandello di Agrigento in occasione dell'anniversario del premio Nobel a Luigi Pirandello, che cadrà nel giorno 10 dicembre. Sentiamo il responsabile del caffè letterario, l'ingegnere Dino Barone. Ingegnere Barone, quali iniziative quest'anno il caffè letterario organizzerà per festeggiare la ricorrenza del premio Nobel al grande Luigi Pirandello? Diciamo quest'anno il 10 di dicembre, come ogni anno, ricorre l'anniversario del 1934, quando Luigi Pirandello, nelle mani dei reali di Svezia, ebbe il premio Nobel. E soprattutto è importante quello che lui nella cena di gala la sera ha detto, un discorso breve ma importante, di carattere pedagogico ed educativo per la vita dei nostri giovani, di tutti coloro che studiano, leggono o comunque dovrebbero conoscere Luigi Pirandello. Noi quest'anno cogliamo l'occasione per riprendere i viaggi sentimentali per la stazione 2023-2024 per gli studenti delle scuole sia agrigentine sia italiane, e infatti abbiamo preparato già tutto il materiale per promuovere questa iniziativa. Che vedrà infatti nella giornata, perché il giorno 10 è domenica e quindi gli studenti non vanno a scuola. Allora la faremo sicuramente, già abbiamo gli attori pronti, i musicisti pronti, per il giorno 16 sabato di dicembre, ripeto 16 dicembre, faremo il viaggio sentimentale, il Caos, proprio alla casa natale di Luigi Pirandello. Colgo l'occasione per dire, visto che è stato preannunziato dall'Ordine degli Architetti ieri, che sta per essere istituita una biennale, che noi la biennale con il Comune di Sanremo, con la provincia di Imperia e con il Ministero l'abbiamo già istituita nel 2004 ed è tuttora attiva e fa tantissime attività ogni 2 anni nell'intera provincia di Agrigento e anche fuori di Agrigento, perché il nostro parco letterario ha le forme itineranti. Il viaggio sentimentale in cosa consiste, ingegnere? Il viaggio sentimentale è una forma di turismo culturale e emozionale, quello che spesso chiamano esperienziale. È stato ideato nella forma da Stanislao Nievo e costituisce una passeggiata con gli attori, i musicisti, il cantastorie, che in maniera mettono i partecipanti, che possono essere attori, autorità, possono essere studenti, possono essere persone comuni, turisti dell'ultima ora, cioè accorsi per caso, per esempio in questo caso alla casa natale di Luigi Pirandello, giorno 16 dicevo, e che saranno messi in un'atmosfera emozionale molto particolare, perché si sentiranno i brani di Luigi Pirandello che saranno recitati e letti, le musiche e tutto quello che ci immerge in un'atmosfera sentimentale.
Al via oggi a Palermo la 60ª edizione del convegno di studi pirandelliani organizzato dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani. Le interviste. Inizia questa mattina la 60ª edizione del convegno di studi pirandelliani. Le vostre aspettative quali sono? Le nostre aspettative sono certamente rose, considerato il gran numero di partecipanti, di studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia, ma anche con la presenza di docenti universitari italiani e stranieri che hanno pubblicato e studiato tanto Pirandello. Io vorrei ribadire una cosa molto simpatica. Questo nostro 60° convegno internazionale di studi pirandelliani è stato associato alle celebrazioni dei 60 anni della fondazione del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Seul, Corea. Cioè per loro, per la Corea, il numero 60 ha un valore simbolico straordinario. Indica il 60 l'inizio, la chiusura di un ciclo per aprirne un altro con nuove aspettative future. Quindi l'Università di Seul ha associato questo nostro 60° convegno con i 60 anni della fondazione del Dipartimento di Italianistica. Una cosa straordinaria, stupenda, perché fa capire quanto il centro sia una realtà della cultura internazionale, universale, e quindi non soltanto agrigentina, perché proveniamo da lì. Centro significa Agrigento, però ha questa valenza universale che rende orgogliosi noi e quindi penso anche il professore Lauretta, che ormai non c'è più, ed è il punto di riferimento, il Centro Nazionale Studi Pirandelliani Agrigento, degli studi pirandelliani nel mondo. Perché il convegno si svolge a Palermo? Si svolge a Palermo perché Agrigento non ci fornisce i mezzi, gli aiuti, i contributi per organizzarlo lì nella città dei templi. Palermo invece ci accoglie a braccia aperte. Questa è la realtà, non è una scelta nostra, ma è una scelta nostra in quanto obbligata dalla mancanza di aiuto da parte degli enti provinciali nostri agrigentini. Dunque stamattina si alza il sipario sul 60° convegno nazionale di studi pirandelliani. Le vostre aspettative quali sono? Tanti gli studenti che partecipano. Sì, questa mattina alziamo il sipario su un bel gruppo di giovani provenienti da tutte le parti d'Italia, molto motivati, perché come lei ben sa al convegno non si viene come spettatori, ma come partecipi attivi. Infatti i ragazzi qui presenti hanno già preparato una tesina o un cortometraggio o quest'anno addirittura la nostra novità, una partitura musicale. Al centro di questo convegno le novelle. La raccolta delle novelle, sì, perché Pirandello è un pozzo di San Patrizio. Se questo è il 60° convegno vuol dire che abbiamo trovato tanti argomenti, tante motivazioni per fare già 60 convegni e ci auguriamo che altri 60 ne faremo ancora. Si alza il sipario sul convegno di studi pirandelliani, 60ª edizione. Quali sono i temi trainanti di questo evento? Sì, è una bella ricorrenza, 60 anni di attenzione all'opera di Luigi Pirandello nella sua terra. Quest'anno si conclude l'analisi della raccolta delle novelle di Pirandello. Pirandello voleva fare le novelle per un anno, aveva un ordinamento calendariale, diciamo così, un po' come ha fatto Petrarca con il canzoniere, che era una poesia per ogni giorno dell'anno. Ecco, questo ricorre nella letteratura italiana e Pirandello è stato un maestro proprio nel rendere questa cornice e con dentro questi gioielli che sono le novelle.
È arrivato insieme alla moglie e al figlio in occasione dei suoi 40 anni. Una volta alla Valle dei Templi, il turista spagnolo si è ritrovato a festeggiare anche un altro avvenimento, essere il milionesimo visitatore del parco archeologico. Per lui ingresso omaggio con bigliettone numero 1 milione, consegnato dall'assessore regionale beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, dal direttore del parco Roberto Sciarratta. In base ai dati 2022 del Ministero della Cultura, il sito archeologico agrigentino si colloca a metà della classifica nazionale dei luoghi culturali più visitati. Agrigento, ha commentato il presidente della regione Schifani, si conferma tra le mete più attrattive. Sentiamo l'intervista a Scarpinato. Impresionante, muy bonito. Muy bien, molto bello, è stato impresionante. Lo mismo, muchas gracias. Nosotros también, hoy es su cumpleaños, su 40 cumpleaños. Ok, sì. Suo 40° compleanno. Siamo felicissimi per questo traguardo epocale. La Valle dei Templi ha staccato il milionesimo biglietto. Siamo felici perché comunque è il successo di una squadra che è oleata nei minimi termini e che ha lavorato senza soluzione di continuità per raggiungere questo traguardo. Un ottimo lavoro di sinergia tra parco, tra concessionario, tra dipartimento, tra assessore, tra governo regionale. Devo dire, abbiamo lavorato per questo, ma oggi siamo contenti ovviamente, ma per noi rappresenta un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Presentate ieri a Casa San Filippo, sede del Parco della Valle, le attività delle fabbriche chiaramontane gestite dalla Fondazione Orestiadi. Aprirà il prossimo 7 dicembre con la mostra Trame Mediterraneo. Le interviste. Presidente, oggi presentiamo il progetto che si realizza. La Fondazione Orestiadi dopo Palermo arriva anche ad Agrigento. Cosa succederà nei prossimi giorni e cosa si realizza oggi? Naturalmente partendo da Gibellina, dove la Fondazione ha sede, dove è nata, arriva ad Agrigento il giovedì prossimo, il 7 di questo mese alle 17, riapriamo uno spazio straordinario al centro della città per cominciare un'iniziativa che ha il senso di un'offerta culturale alla città e alla provincia nel settore del contemporaneo, di concerto con l'ente parco, con l'amministrazione comunale e con il Museo di Arte Diocesana. Iniziamo con una mostra che è un biglietto di presentazione della nostra realtà, racconta in parte quello che siamo, naturalmente molto in parte perché la nostra è una storia ormai quasi cinquantennale. Iniziamo con questa mostra che si chiama Trame del Mediterraneo, curata dal nostro direttore del museo Enzo Fiammetta. Proseguiremo con la mostra di Franco Fasulo e faremo anche iniziative non solo nel settore delle arti visive ma anche in quello del teatro musica, della filosofia, di tutti i comparti del contemporaneo. Ripristineremo una tradizione degli anni passati che fu di coloro che hanno gestito quello spazio, cioè dire il concorso di giovani artisti, dando la possibilità di manifestarsi, di affermarsi, perché la nostra logica è quella di valorizzare ciò che esiste nel territorio e di portare sul territorio le espressioni, le ricerche della cultura contemporanea in tutti i settori. Quindi lavoreremo anche in vista di Capitale della Cultura, con una caratteristica che io voglio rimarcare. Noi saremo una presenza stabile, cominciamo già un anno prima, proseguiremo. Gli eventi di Capitale della Cultura saranno importantissimi, ma non solo ad Agrigento, ovunque corrono il rischio dell'effimero, cioè di fare iniziative di grande valore che però si concludono in se stessi. La nostra è una presenza stabile, è una presenza che intercetta questo evento straordinario di Capitale della Cultura, ma va avanti e collega la straordinaria offerta del parco archeologico e di tutto ciò che Agrigento c'ha con questa esperienza appunto nel contemporaneo, perché amo dire che se le generazioni che passano non lasciano traccia di sé passano inosservati, e quindi l'offerta culturale nella città di Agrigento costituisce anche un'opportunità per i tantissimi visitatori del parco, oltre che naturalmente per i cittadini della città e della provincia, di accostarsi all'arte contemporanea. Grazie.
Allora, direttore, oggi si realizza un progetto che è in cantiere da alcuni mesi, giovedì prossimo inauguriamo la prima mostra alle fabbriche. Cosa ci aspetta con il nuovo corso? Un progetto importante. Quando ci è stato proposto di avere questo rapporto collaborativo con la Fondazione Orestiede, abbiamo detto subito sì. Perché? Uno, perché l'intervento culturale è importante. Due, perché è risaputo, io ho un amore particolare per il centro storico che in questo momento e in questi anni ho visto un po' abbandonato. Questa è un'iniziativa che riporta la cultura di livello al centro storico e credo che sia un indirizzo giusto per valorizzare e portare cultura in una città che è una città importante e che non è solo Valle dei Templi, ma rappresenta un territorio culturale sul quale intervenire. Proprio qualche giorno fa abbiamo festeggiato il 1000° visitatore della Valle. Cosa aggiungerà questo progetto all'apporto culturale che già c'è, all'offerta culturale che c'è già? Devo dire che noi operatori del mondo dei beni culturali abbiamo delle missioni che sono standardizzate, tutela, conservazione e valorizzazione. Il 1.000.000 di visitatori certo ci fa piacere, ma lo consideriamo un punto di partenza, lo consideriamo un ottimo stimolo per andare avanti e per poter lavorare sempre con questa idea di tutela, conservazione e valorizzazione, e stiamo lavorando già per il prossimo anno e per l'anno successivo. Capitale della Cultura è una finestra che si apre e che dà un'opportunità grande, e noi per quello che possiamo saremo pronti per avere attività culturali importanti, così come stiamo facendo in questo momento. Allora, noi apriamo questa esperienza ad Agrigento alle fabbriche chiaramontane con la mostra Trame Mediterranee. Le Trame Mediterranee è un progetto che noi mutuiamo dal nostro museo di Gibellina, che fu inaugurato nel 1996. Le trame sono le relazioni, sono le possibilità di pacifica convivenza tra le culture del Mediterraneo, e la possibilità che sull'arte su questo terreno si possono incontrare pacificamente e discutere senza prevaricazioni dell'uno sull'altro su quelle che sono le vicende che ci coinvolgono in questo periodo, e si possa discutere anche affrontare e superare quanto in questo momento sta accadendo un po' su questo mare. Un progetto ambizioso che matura dal prestigio internazionale della Fondazione Orestiadi e che volge all'interno di uno degli spazi con una delle storicità più belle e affascinanti di Agrigento, ovvero sia le fabbriche volute dalla famiglia Chiaramonte nel XIV secolo, uno spazio dedito ad attività culturali, non soltanto sala espositiva, ma luogo nel quale sarà possibile, attraverso eventi di musica e di teatro, ma anche di convegnistica e librari, organizzare un vero e proprio centro elaboratore di idee, quindi non soltanto un luogo svolto alla fruizione degli eventi culturali di prestigio che si terranno, ma anche uno spazio nel quale inclusivamente la città potrà riappropriarsi di un bene prezioso in un momento che per Agrigento segna delle tappe importanti. Noi con la Fondazione Orestiadi anticipiamo Capitale della Cultura, ma in qualche modo seguiremo questo grande evento con una sede stabile per tutto il tempo delle manifestazioni. Per il centro storico della città equivale a reimpossessarsi di un luogo che in qualche maniera la città in questo lungo periodo ha voluto riconquistare, e credo che il centro città, in dialogo con la Valle dei Templi, meriti di poter intessere un'attività culturale che possa guardare non soltanto all'antico ma anche alla ricerca dei linguaggi contemporanei. Giovedì 7 dicembre alle ore 17 verrà inaugurata la nuova sede, proprio in una sede prestigiosa agrigentina, le fabbriche chiaramontane, proprio a 2 passi dalla Via Atenea, e spero che questo diventi proprio un punto di riferimento per il turista che viene a visitare Agrigento. Gare truccate e mazzette nella sanità, confermate le 7 condanne, pena più pesante per Candela. La corrispondenza.
Le gare nell'ambito della sanità sarebbero state delle mere formalità e per aggiudicarsele sarebbe stato sufficiente avere contatti giusti, nei posti giusti e poi pagare. Ed è attraverso questo presunto giro di tangenti, ma anche di corruzione, che a livello regionale sarebbero stati affidati servizi per circa 600 milioni di euro, come era emerso dall'inchiesta denominata Sorella Sanità del maggio 2020. La prima sezione della Corte d'Appello ha deciso di aumentare la pena di uno degli imputati eccellenti del processo, ossia Antonino Candela, ex manager dell'ASP di Palermo e poi commissario per l'emergenza Covid fino al giorno del suo arresto. La Corte, presieduta da Adriana Piras, ha nello specifico inflitto a Candela 7 anni e 4 mesi al posto dei 6 anni e 8 mesi rimediati in primo grado con l'abbreviato ed ha aumentato la pena a 6 anni e 2 mesi anche al suo faccendiere Giuseppe Taibbi, che aveva avuto 5 anni e 8 mesi. Per i due infatti i giudici hanno ritenuto sussistente il reato di induzione a dare o promettere denaro o altre utilità, non la concussione come contestata dall'accusa e dalla quale gli imputati erano stati del tutto assolti dal GUP Clelia Maltese ad agosto 2021 con il primo verdetto. Sono state in buona parte accolte le richieste della Procura Generale rappresentata dai sostituti Rita Fulantelli e Giacomo Brandini, che è stato applicato per il processo d'appello dopo aver svolto le indagini assieme al procuratore aggiunto Sergio De Montis e al PM Giovanni Antoci, più precisamente ai due pentiti Fabio Damiani, ex manager dell'ASP Trapani, e l'imprenditore Salvatore Manganaro, a lui molto vicino, ai quali era stata riconosciuta in primo grado l'attenuante per le dichiarazioni rese ai PM. Sono andate condanne rispettivamente a 6 anni e mezzo e a 4 anni e 4 mesi. Per Damiani però la situazione potrebbe complicarsi, visto che la Corte d'Appello ha riconosciuto la sussistenza dell'induzione a dare o promettere denaro o altre utilità. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura. Confermate anche le condanne per l'imprenditore Francesco Zanzi e per Roberto Satta e Salvatore Navarra. I giudici però hanno anche ridefinito i contorni economici della corruzione, ritenendo di dover revocare la confisca di un'azienda, la Green Solution SRL, ma anche quella di una parte dei beni tolti a tutti gli imputati, tranne Candela. Questa scelta fa scendere lievemente la somma, che i 7 sono stati condannati a restituire all'ASP e all'assessorato regionale all'economia e che si sono costituiti parte civile nel processo. Dagli oltre 2,5 milioni quantificati in primo grado andranno decurtati poco più di 460.000 euro. Inoltre la Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ASP di vedersi assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva per i danni patiti. Sono state anche riviste al ribasso le pene accessorie dell'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione, solo nel caso di Damiani, dell'interdizione dai pubblici uffici. Ha retto quindi pienamente la ricostruzione della Guardia di Finanza, che nella primavera del 2020 aveva provocato un terremoto anche politico. Dalle intercettazioni era emerso, per esempio, che un'azienda romana, Tecnologie Sanitarie SPA, per essere favorita in una gara da 17 milioni, avrebbe versato quasi 230.000 euro di tangenti. A novembre del 2018 le microspie avevano captato lo sfogo di Candela con Taibbi, dopo che l'allora presidente della regione, Nello Musumeci, aveva deciso di lasciarlo senza incarichi, preferendogli a capo dell'ASP di Palermo. Daniela Faraoni. Taibbi suggeriva di avviare un'operazione di dossieraggio su vari personaggi della sanità siciliana, con rivelazioni scottanti da sottoporre agli ex vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In questo contesto l'ex assessore alla sanità Ruggero Razza, coinvolto poi in un'inchiesta legata al presunto taroccamento dei dati legati al Covid durante l'emergenza, veniva definito come il bambino che Musumeci avrebbe dovuto levare dai coglioni. Il coro Magnificat di Agrigento domani 3 dicembre alle ore 20 presso la Basilica dell'Immacolata presenta Kyrie Maria, meditazione musicale mariana. Kyrie Maria sono le stesse parole che l'angelo rivolse alla ragazza nazarena: rallegrati Maria, rallegrati, sii felice, annunciandone che attendeva un figlio. Anche noi, dopo più di 2000 anni, con i nostri canti e le preghiere, continuiamo a ripetere Kyrie Maria.
Vediamo ora una panoramica sportiva di calcio curata dal collega Carmelo Lentini. Ricordiamo che domani la squadra dell'Akragas non disputerà alcuna partita per riposo settimanale. Desiderio Garufo ritorna a indossare la maglia dell'Akragas dopo 6 mesi dall'ultima apparizione durante la quale l'Akragas ha ottenuto la promozione in Serie D. Il fantasista grottese aveva iniziato la stagione eccellenza con la Pro Favara, ma alla riapertura del calciomercato non ha desistito a forte richiamo del gigante. Garufo ha sottoscritto un contratto biennale e questo è il primo colpo di mercato dell'Akragas, che nelle prossime ore dovrebbe chiudere l'accordo con altri giocatori, tra i quali anche un portiere. Infatti c'è da sottolineare che c'è stata una pesante squalifica per il giovane guardapalle dell'Akragas Andrea Sorrentino. Infatti il portiere biancazzurro, espulso domenica scorsa in occasione della trasferta di Acireale, è stato raggiunto da ben 3 giornate di stoppe. Lo rivedremo a gennaio del 2024. Intanto la squadra osserva un turno di sosta in seguito al ritiro dal campionato delle Lamezia, per cui questa domenica si giocheranno le seguenti gare. C'è riposo forzato anche per la San Cataldese. Il Canicattì in casa ospita il Reggio Calabria, poi ci sarà Castrovillari Siracusa, Locrigea, Ragusa Licata, Real Castelnuovo Acireale, Sant'Agata Gioiese, Trapani Portici. E si conclude il cartellone della domenica con Vibonese San Luca. Intanto da ieri venerdì 1 dicembre ha riaperto il calciomercato invernale per quanto riguarda il mondo dei dilettanti. Da questa data sono disponibili i trasferimenti sino alle ore 19 di sabato 23 dicembre del 2023. Si gioca anche nel campionato di eccellenza. L'Aspra questo sabato affronta in casa l'Unione Sportiva Mazzara 46. Il Pro Favara sarà invece impegnato a Casteldaccia, mentre la Folgore di Castelvetrano ospita l'Athletic Club Palermo. Inoltre ci saranno Fulgatore Castellammare, Mazzara Don Carlo Misilmeri, Oratorio Ciro San Giorgio Geraci, Supergiovane Castelbuono Nissa e poi si conclude la serie degli incontri di eccellenza con l'Unitas Sciacca che in casa ospita l'Accademia Trapani. Si giocherà domani la partita tra il Pro Favara e il Casteldaccia in trasferta. La corrispondenza di Giuseppe Moscato. Accantonata e messa da parte la sconfitta di domenica scorsa contro il Marineo, una sconfitta casalinga che ha permesso alla Nissa di allungare di altri 3 punti nella classifica del campionato di eccellenza. La Pro Favara adesso si rituffa nel campionato in vista dell'incontro di domenica fuori casa con il Casteldaccia. È già arrivato e fa parte della rosa e si sta allenando lo svedese Bufka, il nuovo acquisto che va ad imbinguare lo spogliatoio della Pro Favara dopo la dipartita consensuale di Cannavò e Garufo. Sicuramente nell'assetto societario ci sarà anche l'opportunità di rivedere tutto l'organico e magari ancora di provvedere a qualche nuovo acquisto nel mercato invernale se la Pro Favara, come ha sempre dichiarato, vuole fare un campionato di vertice. Il cammino è ancora lungo, ma la distanza con la Nissa prima in classifica sicuramente non si deve allungare. Oggi l'allenamento di rifinitura questa mattina per permettere a mister Catalano di portare in campo domani la migliore formazione possibile. Ma sentiamolo. Sì, assolutamente, dobbiamo essere bravi a mettere da parte quella sconfitta, sappiamo che brucia, però bisogna essere bravi, intelligenti a capire gli errori che sono stati fatti e pensare subito alla prossima partita, che è un'altra partita difficile. Si va a Casteldaccia? Sì, una partita complicata, un campo diverso dal nostro, andiamo a giocare su un campo in erba e quindi sappiamo che dobbiamo dare il massimo per cercare di portare a casa la posta in palio. È vero che adesso siamo a 6 punti dalla Nissa, ma credo che il campionato sia abbastanza lungo per poter recuperare i punti che mancano. Appunto, non possiamo permetterci più alcuna distrazione. Assolutamente, ma credo che i ragazzi questo lo sanno, neanche domenica vorrei dare grosse colpe
anche se il risultato in questo momento ci ha detto che abbiamo perso la partita, però credo che in campo i ragazzi hanno cercato in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo, non ci siamo riusciti, vuol dire che dobbiamo fare qualcosa di in più e credo che da domani i ragazzi metteranno qualcosa in più in campo per portare a casa la partita e la vittoria finale. La separazione consensuale con Cannavò e Garufo, l'innesto del nuovo acquisto, forse la Pro Favara ha bisogno ancora di qualche elemento? Ma stiamo valutando col direttore, con la società, quello che ci può servire per completare un attimino la rosa. Sono andati via 2 giocatori, adesso cercheremo un attimino di integrare con altri due o tre elementi che ci possono dare quel qualcosa in più che serve da qui a fine campionato. Facendosi un piccolo esame, mister Catalano che cosa dovrebbe fare in più per proseguire vittoriosamente il cammino? Ma c'è sempre da fare qualcosa in più, valutare gli errori che sono stati fatti e valutare un po' anche la prestazione di domenica, anche se devo dire che gli errori sono errori singoli, quindi sono degli errori che bisogna anche evitare, però purtroppo sono successi e in questo momento questi errori ci impediscono di essere lì o a 2 punti o a pari punti dalla Nisse. Questa non vuol dire che ci sono delle responsabilità, perché le responsabilità sono solo le mie in questo caso. Sicuramente io dovrò dare di più, ma credo anche i ragazzi dovranno fare qualcosa in più per cercare di recuperare il gap che c'è con la Nissa. Sabato mattina il consueto allenamento di rifinitura, sono emerse indicazioni particolari? No, le indicazioni particolari sono che i ragazzi sono consapevoli, fino a stamattina abbiamo un po' chiacchierato, discusso di quello che è stato la settimana, la partita di domani, stanno tutti bene, c'è un nuovo innesto, quindi c'è un po' di entusiasmo che credo che serva a questo gruppo per andare avanti. Ed ecco il nuovo innesto della Pro Favara, Adin Bukva, classe 98, un attaccante di categoria venuto a Favara con entusiasmo, credo. Sì, molto contento per venire qua e aiutare la squadra. È una piazza importante, sono molto contento. Iniziato già subito l'allenamento, che impressione hai avuto? No, la squadra è forte e si vede anche in classifica. Io credo questa squadra fa bene fino all'ultimo. Il tuo passato calcistico dà molta importanza al tuo arrivo qui a Favara. Giocato in Serie D, giocato in Serie C, quindi insomma sicuramente i tifosi si aspetteranno tanto da te. Sì, ma come detto prima, per me è importante squadra, io non posso giocare da solo, siamo una squadra con 11 giocatori su campo e più 6 a panchina, tutti sono importanti per vincere. E questo è tutto per il nostro notiziario, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo buon fine settimana.